Con l'assessore Venanzi, assessore all'attività produttiva del Comune di Udine, in via Roma. Cosa ci può raccontare? Oggi celebriamo una bella iniziativa che di fatto avvia una narrazione diversa di questa fetta di territorio, che ha una voglia incredibile di riscatto e di raccontarsi in maniera diversa. La diversità è il tema principale che riempie le cronache di giornali negli ultimi anni, ma la diversità deve essere anche letta come strumento di opportunità. Allo stesso tempo non possiamo rinnegare o negare i problemi che ci sono in questa via, in questo quartiere, che però insomma assieme a vari portatori di interesse stiamo cercando di risolvere anche con una riqualificazione urbanistica, sociale e culturale di questo quartiere. Quindi un quartiere che esprime oggi un'identità forte, che punta sulla multiculturalità, che deve essere, come dire, sfruttata, lo si diceva poco fa anche con l'imprenditore che ha due attività qua all'inizio della via, deve essere sfruttata anche come opportunità turistica. A Udine chiaramente la situazione è gestibile rispetto ad altre città anche della nostra regione, però la guardia deve essere sempre attenta per da un lato puntare sull'integrazione come strumento principale, ma allo stesso tempo anche non andare a perseguire il tema della discriminazione. Un connubio che oggi racconta storie diverse, ma che però può essere una chiave di lettura importante di sviluppo per la nostra comunità. Se dovessimo affrontare un problema importante per via Roma, è maggiormente importante l'aspetto culturale o altri aspetti tipo sociali o finanziari, così? Il tema del potere di spesa è un tema che purtroppo interessa tutto il paese, tutta la regione, tutti gli italiani. È diminuito il potere di spesa, è diminuita il valore del denaro e quindi tutti possono fare meno cose e tutto costa di più, dall'energia al fare semplice spesa. In questa fetta di territorio evidentemente ci sono presenze particolari, ecco, quindi socialmente più complicate rispetto ad altri, ma basta pensare che da questo punto di vista qui i redditi in città sotto i 15.000 euro rappresentano il 30% dei cittadini, quindi un tema molto importante da affrontare in un'ottica di sviluppo futuro della nostra città, e serve anche analizzare questi dati per chi come noi ha ruoli oggi pro tempore di governo, per orientare investimenti, per orientare azioni e intraprendere percorsi che consentono a tutti di sentirsi parte di un progetto più ampio.